Le istituzioni non ci ascoltano, non fanno nulla e noi restiamo col cerino in mano con i nostri risparmi, i nostri problemi e che ci vendono anche le case. Quindi la domanda è: Federconsumatori di un movimento politico a livello regionale o nazionale del coordinamento di queste associazioni di truffati, che intenzione ha? Ci sta o no? Una domanda provocatoria che svela ciò che da tempo serpeggia tra i piccoli azionisti delle banche venete e non solo: costituire un movimento politico che porti il peso dei cittadini truffati in Parlamento. Un vero e proprio partito sostenuto dalle diverse associazioni, come conferma uno degli intervenuti oggi all'Assemblea di Federconsumatori. È uscito in altri incontri che abbiamo avuto con le associazioni di risparmiatori azzerati, Don Torta e Zellino da Romano, e noi che credevamo in Popolare di Vicenza. L'idea è di creare un movimento politico a livello veneto, ma estenderlo con un'associazione di tutte le altre ramificazioni a livello nazionale, per far capire a questi signori che non hanno avuto il pudore di difendere gli interessi dei cittadini che ci difenderemo da soli. Del resto per molti è l'unica speranza a cui aggrapparsi prima di dire addio definitivamente ai propri risparmi. Noi non avevamo niente di nuovo. Però c'è chi ha detto: facciamo un partito degli azionisti. Sì, quello è giusto. Sì, sarebbe ora di finirla. Perché anche oggi, dopo i responsabili del crack e le istituzioni che non hanno vigilato, nel banco degli imputati questi cittadini mettono anche i politici, colpevoli di non aver cambiato dove si doveva. Chi non ha controllato è stato rinominato, allora questo mi dà una sensazione di fastidio, di malessere. E chi non crede nel partito dei truffati pensa già ad un'altra forma di protesta. Adesso ci sono le votazioni, io non vado più a votare, basta.